Amici di Gazzetta Regionale, siamo con Marco Mei, tecnico del Grifone. Ciao mister. Buongiorno a tutti. Insomma, uscite dopo questa semifinale in casa dell'Ostia Mare, siete anche andati in vantaggio nel primo tempo, poi loro hanno pareggiato e ribaltato la situazione poi nei supplementari. È un risultato appunto che vi porta fuori dai playoff, ma penso che comunque ci sarà tanto orgoglio per il percorso che hai fatto con questi ragazzi, come già hai detto alla fine della regular season e prima del primo turno vinto col Trastevere. Assolutamente sì, Ale. Questi sono momenti un po' particolari, ecco. Già fare un'intervista in questo momento è discretamente difficile, però i ragazzi ce l'hanno messa tutta, abbiamo avuto un paio di situazioni per fare il 2-0 che secondo me avrebbe comunque indirizzato in maniera importante la partita. Non ci siamo riusciti, loro hanno fatto gol da calcio piazzato, non ricordo parate del nostro portiere nel secondo tempo e purtroppo insomma è finita così. Però diciamo l'apprezzamento, il ringraziamento per i miei ragazzi è sicuramente grande. Ecco. Infatti, diciamo, come hai detto anche tu, è difficile parlare dopo un'eliminazione, ovviamente c'è tanta amarezza, però alla fine poi ragionandoci penso di portare dietro sia tu che i ragazzi tanto di positivo da questa stagione, per i numeri che hanno raccolto, per la crescita che hanno avuto e l'hanno dimostrato anche oggi nonostante la sconfitta. Sì, tutto giusto, tutto importante. Purtroppo nei momenti decisivi diciamo che non siamo stati neanche troppo fortunati, ecco, Ale, però per il resto non posso imputare nulla ai ragazzi, hanno fatto quello che potevano fare al massimo, bene così. Grazie mister e complimenti lo stesso per il bellissimo percorso. Grazie e a presto.